La fibrillazione atriale è un'alterazione del ritmo cardiaco che si presenta irregolare e spesso accelerato. Questo tipo di aritmia si verifica più frequentemente nei soggetti che hanno un'età superiore ai 65 anni, ma si può manifestare anche in soggetti più giovani. I sintomi associati a questa aritmia possono condizionare in maniera significativa la qualità di vita delle persone e questa patologia può essere associata anche a delle complicanze piuttosto gravi. Cosa succede all'interno delle camere cardiache quando abbiamo la fibrillazione atriale? Gli atri si contraggono in maniera poco efficace, il sangue rallenta, si possono formare dei coaguli, dei trombi, quindi che possono migrare nel torrente circolatorio e andare a ostruire dei vasi sanguigni che irrorano degli organi importanti, come per esempio il cervello. In questo caso si verifica quella che è la complicanza più temuta di questa aritmia, che è rappresentata dall'ictus cerebrale. I sintomi della fibrillazione atriale possono essere molteplici. Possiamo avere le palpitazioni, il cardiopalmo, la stanchezza, la mancanza di fiato, una ridotta tolleranza agli sforzi, ma anche capogiri, vertigini, ci può essere lo svenimento, il dolore toracico. In una percentuale non irrilevante di casi, tuttavia, la malattia risulta essere del tutto asintomatica. Come facciamo diagnosi di fibrillazione atriale? Innanzitutto ci deve essere il sospetto clinico, quindi i sintomi che abbiamo detto poc'anzi, la rilevazione di un polso che risulta essere irregolare. La diagnosi definitiva, tuttavia, viene ad essere condotta con elettrocardiogramma di superficie. La terapia della fibrillazione atriale ha lo scopo di ripristinare il ritmo regolare attraverso la cardioversione farmacologica, che utilizza dei farmaci antiaritmici, oppure attraverso la cardioversione elettrica. Abbiamo anche altre strategie terapeutiche non farmacologiche a nostra disposizione, come l'ablazione transcatetere, con le tecnologie per esempio a radiofrequenza oppure con la crioablazione, che risultano essere piuttosto efficaci e associata ad una elevata percentuale di successo per il ripristino del ritmo sinusale. Un altro trattamento estremamente importante della fibrillazione atriale è rappresentato dal trattamento antitrombotico, che ha lo scopo di prevenire praticamente la formazione di trombosi all'interno delle camere atriali con l'utilizzo di farmaci anticoagulanti che rendono il sangue più fluido. La fibrillazione atriale è un'aritmia che non deve essere sottovalutata. Una diagnosi precoce con un semplice gesto che è rappresentato dall'autopalpazione del polso e l'attenzione nei confronti dei sintomi che possono accompagnare questa patologia permettono di adottare una cura assolutamente efficace e soprattutto di prevenire quelle che sono le complicanze di questa malattia, che possono essere gravi e piuttosto invalidanti.